Tra Siena e Matera è finita in parità, esattamente lo stesso risultato dell'andata, anche se nell'ultima occasione, a differenza di quel che dice l'1-1 finale, la gara non è stata equilibrata sul piano del gioco e meno che mai delle occasioni. I toscani, indubbiamente meglio disposti in campo, si sono mossi con maggiore autorevolezza e soprattutto nel primo tempo hanno tenuto sotto uno stretto assedio la porta materana. La maggiore pressione esercitata dagli uomini di Baldini nella tradizionale casacca bianconera ha consentito loro di passare in vantaggio un minuto dopo la mezz'ora di gioco. Punizione di Antonioli, Coppola indirizza a rete, c'è la risposta del portiere materano Bruno, ma da 2 passi il capitano senese Chiodini spinge definitivamente il pallone in porta. Il Matera, che per la squalifica del libero De Ruggero si è schierato con De Rosa in ultima battuta, Picci a centrocampo e Bartolelli a guida del reparto offensivo, non riesce a liberarsi dalla morsa dell'avversario e a suo carico c'è solo da registrare un unico tentativo a rete all'8° di gioco, una punizione di Dermilio, perfetto stacco di testa del terzino Marino e il portiere toscano Pin chiamato ad un difficoltoso intervento. Va decisamente meglio nella ripresa per gli uomini di Di Benedetto, l'allenatore lancia nella mischia Pannitteri che non va in gol ma ha il merito di velocizzare la manovra ed è proprio dal piede del centravanti siciliano che parte il pallone con cui Picci riporta le sorti dell'incontro in parità al 7° del secondo tempo. Il Siena non ci sta, attacca sprombattuto, tira da tutte le posizioni, ma in porta il Matera ha un Bruno davvero super che si esalta con il passare dei minuti fino a diventare una specie di Nembo Kid, un pareggio che al di là dei meriti di tutta la formazione porta indubbiamente la firma del portiere materano.